Praticamente quasi tutti lo usiamo durante le lezioni. No. Ma il regolamento della scuola non lo vieterebbe? Sinceramente non lo so, quindi alzo le mani. C'è un regolamento che lo vieta, però diciamo che nessuno lo rispetta al massimo. Alla fine tutti più o meno usiamo il telefono anche per cose minime, come guardare l'ora o a volte anche usarlo e basta. Secondo me, non dico che non è giusto, però ci dispiace, ecco. Sinceri e spontanei come sono i ragazzi. Usate il cellulare in classe? Sì, la risposta. Una consuetudine pericolosa con immagini registrate e condivise sui social o puntuali distrazioni per chi sui banchi dovrebbe imparare. Da qui la circolare del ministro dell'istruzione e del merito Giuseppe Valditara che richiama il rispetto del documento datato 15 marzo 2007 che vieta l'uso di dispositivi elettronici a scuola se non per fini didattici. I regolamenti d'istituto e i patti di corresponsabilità delle scuole parlano già chiaro, ma come dicevano i latini, repetita iuvant, e così la pensano anche altri studenti. Penso sia giusto eliminare i telefoni a scuola e usarli in modo corretto, cioè quando i professori lo chiedono o insomma, sì, nel momento adatto e non per cavolati. Uno strumento che, precisa la circolare, si può usare in classe a scopo didattico, un modo nuovo di apprendere, raccontano gli studenti. Che cosa fate con il cellulare quando ve lo chiede la prof? Diciamo che compiliamo moduli magari, oppure cerchiamo delle cose su internet. Economia, tipo per la calcolatrice. O tipo a fisica se dobbiamo fare dei quiz online. Esatto. Tipo sui vulcani abbiamo usato il telefono per fare un quiz. È giusto che lo vieti? No, secondo me è giusto avercelo in classe perché comunque siamo in un'altra epoca, però per motivi didattici e non altro.